Litorale veneziano devastato dalle mareggiate che hanno eroso 300.000 metri cubi di sabbia, provocando danni di milioni di euro. Eraclea, Isola Verde e Sottomarina Jesolo, che da sola ha perso 50.000 metri cubi di sabbia, danneggiata in modo particolare la pineta. E dal primo cittadino arriva un appello netto: vicinanza per la situazione che vivono nelle zone montane, ma ci siamo anche noi. Appena finita questa emergenza, per quanto riguarda non solo i danni ma anche le persone e gli animali, perché nel Veronese ci sono anche animali, noi non abbiamo per fortuna questo problema delle persone, però i danni sono ingenti anche nelle nostre spiagge. Io parlo di Jesolo, ma ho parlato con dei colleghi vicini, Eraclea, Bibione eccetera, e quindi che la regione si ricordi che ci siamo anche noi con danni veramente importanti. Oltre all'erosione ci sono anche i danni di manutenzione, perché le piene dei fiumi hanno fatto defluire tonnellate di legname e rifiuti che sono stati trasportati sulle coste. La questione non può essere gestita solo in ottica emergenziale. L'opinione condivisa da sindaci e Union Mare: i ripascimenti di sabbia vanno solo a tamponare la situazione, ma il problema resta e va risolto con una progettualità e stanziamenti a difesa del territorio e delle imprese del turismo. È arrivato veramente il momento di passare dalle parole ai fatti e, come dicevo prima, servono delle risorse importanti. Adesso c'è questa partita del Recovery Fund, il Veneto sarà beneficiario sicuramente di una quota importante. Ebbene, dobbiamo capire che parte di questi denari dovranno essere impiegati per la tutela delle coste.